Buon pomeriggio e attenderemo la partitissima fra Barcellona e Juventus, la partita che seguiremo su EA Sports Live e della terza giornata del campionato di Antonello Blog FIFA 20. Il Barça reduce da un pareggio e la Juventus reduce di una bella vittoria sul Milan. Vediamo la formazione tipica del Barcellona di Quique Setien 4-3-3. Allora, in porta c'è Ter Stegen, destra Sergio Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, 3 a centrocampo a 3, Arthur, De Jong e Busquets, in attacco Messi, Suarez e Griezmann. Ed ora la formazione tipica di Sarri 4-3-1-2 con in porta Szczesny, alla destra Quadrado, Chiellini e De Ligt. Chiellini è la sua prima partita qui del campionato. Alessandro sulla sinistra, Khedira, Pjanic e Matuidi. Dybala a ridosso di Ronaldo e Higuain. Questa sarà la sfida delle sfide fra i due migliori giocatori del mondo, Cristiano Ronaldo e Messi. Chi la spunterà fra i due? Lo vedremo tra poco. Allora, calcio d'inizio, Messi dalla palla Arthur, ancora De Jong, segue sulla destra il giocatore Roberto, dalla palla Piqué. Ancora tic-tac, Busquets a Arthur, a trovare Arthur, ancora lui ad Alba, Jordi Alba, ma chiude bene Quadrado. Pressing del Barcellona in questo inizio della partita. Busquets, il pallone per Griezmann, anticipato da Quadrado. Palla rubata da Alba, ma lo tocca ancora Quadrado. Che tackle, scivolata di Alba. Quadrado trova Higuain, ancora Quadrado, sta per trovare Higuain ma fuori gioco netto del giocatore della Juve. Un ottimo attacco della Juve, ma segnala il fuorigioco il guardalinea. Ter Stegen dal rinvio, dalla palla verso Suarez, ma anticipato bene da Khedira. Ora la palla verso Alessandro, Ronaldo, Khedira, Dybala trova Quadrado, il cross, prova il colpo di testa Alessandro, non ci riesce, allora spunta Busquets, dalla palla Suarez a Messi, Arthur, gioco di gambe del Barcellona, cambio passo, Alba gioca all'indietro verso Piqué, Messi, ancora Messi, ancora lui, dalla palla Roberto il cross, colpo di testa di Suarez, parata semplice per Szczesny, rinvio Szczesny, trova Ronaldo, Matuidi, cambio con Khedira, ancora Matuidi, vediamo Matuidi col pallone, trova Dybala al dribbling sull'anglet, ancora ora Ronaldo, serie di finte e passaggio troppo corto verso Dybala, lo recupera De Jong, incursione di De Jong, scavalca Alessandro, ancora De Jong, arretra De Jong, chiude bene Alessandro e anche Matuidi, anticipa Khedira a Higuain, ancora Higuain verso Matuidi,
ancora verso Alessandro, che giocata fra i due. Dybala, Khedira, ora Khedira, incursione di Khedira, la palla a Higuain la gira a Dybala, Dybala ancora a Pjanic, Dybala al tiro, ma Ter Stegen c'è. Rinvio del portiere del Barça, Quadrado recupera palla verso Khedira, ancora Higuain, corsione Higuain, trova Dybala, Higuain, Ronaldo al tiro, parata di Ter Stegen, rinvio di Griezmann, fallo laterale di Quadrado per la Juventus. Incredibile questa formazione della Juve, sta giocando davvero benissimo. Pjanic trova la palla verso Dybala, tiro bloccato da Piqué. Ter Stegen, rinvio, la profondità verso De Jong con il pallone, dalla palla a Messi, ancora Messi, Suarez, trova Arthur, ancora Suarez, ma la giocata di Pjanic a bloccare tutto. Matuidi, incursione, Cristiano Ronaldo, ancora Ronaldo, dalla palla di prima verso Dybala, ancora Dybala verso Alessandro, vediamo l'incursione di Alessandro, dalla palla verso Khedira, gira la palla a Matuidi, Pjanic, Matuidi, Dybala, ora Dybala, il cross di Alessandro bloccato da Roberto, ancora Alessandro, serie di finte, ma blocca bene Roberto sulla fascia destra. Ora la palla recupera il Barcellona con serie di passaggi tra Roberto e Messi. Alessandro anticipa tutto, dalla palla verso De Ligt al centrocampo, Pjanic trova Matuidi, ancora Khedira, Matuidi, Ronaldo, ancora Ronaldo nell'area, Piqué lo blocca ed è calcio d'angolo per la Juventus. La Juve fa pressing sul Barcellona, il calcio d'angolo tira da Pjanic, trova Ronaldo al tiro, pochettino fuori. Che azione da Pjanic, incredibile ragazzi, che cosa ha perso Cristiano Ronaldo. Anche i grandi falliscono. Ad ora il pallone verso Roberto, dall'incursione Roberto a Piqué, Messi, De Jong, serie di passaggio tra De Jong e Roberto, ora Busquets a Messi, De Jong, Busquets, ancora lui ad Arthur, ma anticipato bene da Quadrado. Ora la palla a Khedira all'indietro verso Dybala, centrocampo Dybala, Matuidi, tocco errato verso Cristiano Ronaldo, ma le recupera lui, il fenomeno. Vediamo la palla gira verso Pjanic ad Alessandro, ma sbaglia il controllo Alessandro sulla fascia destra. Vediamo ora Messi fra due giocatori, Dybala e Alessandro, ancora Messi a Piqué a De Jong, trova Busquets, ancora lui a De Jong, la giocata di De Jong non si riesce, ma blocca bene Alessandro. Dal pallone a centrocampo verso Pjanic a De Ligt, ora De Ligt a Dybala, ancora lui a Matuidi con il pallone, va verso il centrocampo, all'indietro verso Quadrado, ma fischia l'arbitro sul 0-0. Ora andiamo alla pubblicità. Musica è il maggior successo europeo è di Eros Ramazzotti. Respiri su di me,
anche in confezione speciale, da regalare e conservare. Le penne Barilla raccontano ogni giorno, con la tua fantasia, una lunga storia di sapore. Dove c'è Barilla, c'è casa. Un giorno anche voi scoprirete il gusto unico di China Martini. Allora, batte il secondo tempo la Juve. All'indietro Higuain, tocca a Khedira a Dybala. Dybala ha perso la palla ad Arthur e Griezmann. Serie di passaggi fra Arthur e Griezmann. Che bel passaggi. La palla centrale a Messi lo tocca al pallone Khedira. Lo toglie bene Khedira. Quadrato, ne esce la Juve con Matuidi e Khedira. Ancora all'indietro verso Pjanic, sciabolata verso Alessandro, all'indietro verso Matuidi, Dybala, ancora Dybala verso Alessandro, Matuidi, Dybala, Pjanic, centrocampo, dalla palla verso Ronaldo, serie di passaggi fra Alessandro e Ronaldo, le finte di Ronaldo e perde il pallone da Roberto, ma il pallone esce in fallo laterale, anzi no, è calcio di punizione verso il Barcellona per un presunto fallo di Ronaldo. Vediamo Piqué. E pallone per cercare il centrocampo del Barcellona, attento a De Ligt, copre bene Arthur, ora con il pallone Griezmann ad Alba prova a togliere il pallone Pjanic, ma c'è un presunto fallo. Ora sostituzione per la Juve, esce Khedira, entra Aaron Ramsey. Il rinvio di Piqué, non trova Griezmann, esce fuori la Juve con Ronaldo, ancora Ronaldo, dalla palla verso Matuidi, ad Alessandro, non copre bene Roberto, Ramsey, Alessandro, serie di passaggio, ancora Ramsey, dalla palla a Pjanic, in centrocampo a Matuidi ora. Higuain, Dybala, perde palla, Ter Stegen, Busquets, Alba, non si riesce ad uscire la difesa del Barça. Arthur con il pallone verso Piqué. Ancora Busquets, prova Messi, Suarez, passaggio di Alba, ancora Alba, all'indietro verso Arthur, Alba si blocca per un istante, Piqué, ancora Arthur, dalla palla verso Busquets, Griezmann, tocca bene per il tiro di Griezmann, che giocata di questo giocatore francese. Subito passaggio fra De Jong e Griezmann, sostituzione ora per il Barcellona, esce Vidal a sostituire Arthur. Intanto al calcio d'angolo rinvia Szczesny, non trova la palla Piqué, Lenglet, ancora Piqué verso Griezmann, verso Piqué perde la palla per un istante, De Jong,
ancora De Jong, perde palla Pjanic, subito di prima verso Higuain, Matuidi, Ramsey, Matuidi, ancora Dybala, Ramsey, Ronaldo, pallone verso Alessandro, ancora Ronaldo, tiene bene il pallone, Alessandro perde l'attimo, Alessandro, e fallo laterale per il Barcellona. Esce De Jong, entra Rakitic, sostituzione la seconda per il Barcellona. Rimessa verso D'Alessandro verso Pjanic, Matuidi, ancora Alessandro, prova il cross, non ci riesce a trovare Higuain, perde palla alla Juve ora con Vidal, Alba, che giocata del Barça, con Griezmann, ridosso di Vidal, ancora Busquets, centrocampo, allora tocca Messi, Messi dà la palla a Suarez, a Roberto, ancora Roberto, Busquets il centrocampo, Suarez trova Rakitic ma è fuori gioco, segnala al guardalinea, era netto fuori gioco di Rakitic. Il rinvio della Juve, batte Chiellini verso Alessandro, al centrocampo trova Khedira, Pjanic, Matuidi a Pjanic, il regista della Juve, trova Ramsey al centrocampo, passaggio 1-2, Higuain, Ronaldo, Higuain, Dybala, tira, chiede gol, che gol ragazzi, grandissimo gol al 75esimo minuto. La Juve sblocca il risultato che è 1-2 fra Higuain e Matuidi. Poi il tiro incredibile di Dybala, non c'è scampo verso Ter Stegen, il portiere del Barcellona. 1-0 per la Juventus. Vediamo ora il Barcellona con Roberto dall'indietro a Busquets, centrocampo Busquets, trova Griezmann lateralmente, Griezmann, ancora Griezmann con forza, il cross, tentativo a trovare Messi, poi Roberto, palla fuori. Altra sostituzione, questa volta la Juve, esce il protagonista Dybala, entra Bernardeschi. Standing ovation per Dybala. Rinvio di Szczesny. Dal pallone Alessandro che trova Chiellini, ancora Alessandro. Dalla palla a centrocampo a Matuidi a Bernardeschi, ancora Ronaldo. Trova Alessandro indietro verso Matuidi. Ora tocca palla a Ronaldo. Higuain. Matuidi, Alessandro, il cross, tiro di Higuain, peccato che finisce pochi metri fuori. Che occasione della Juve per raddoppiare il risultato. Ter Stegen, intanto esce Roberto, entra Dembele, rinvio di Ter Stegen, Quadrado blocca tutto. Ancora Quadrado, all'indietro Ramsey, Quadrado, ancora Ramsey a centrocampo, trova Higuain, Quadrado lateralmente, ancora Quadrado che dribbling sull'anglette, trova Ronaldo, poi il tiro con 1-2 a secco con Higuain. Ter Stegen rinvio, dalla palla a Messi sfugge la palla con Matuidi a centrocampo, dalla palla a Ramsey, Bernardeschi ora con Ramsey, Ronaldo, Higuain, Ramsey, ancora Higuain, perde palla con Rakitic, Piqué ora, Vidal, Alba, Griezmann, tocca Rakitic, Messi, Griezmann,
Vidal, Alba, Suarez a centrocampo, Busquets trova Suarez, dalla palla a Messi ma troppo lungo, tocca la palla ora a Szczesny, il rinvio della Juve non trova Ronaldo, Vidal lo blocca, Griezmann Suarez, ancora Griezmann trova Messi ma De Ligt lo spazza via. Ora Matuidi a centrocampo, Matuidi e finisce la partitona fra Barcellona e Juventus. La Juve batte il Barcellona con il gol di Dybala per 1-0.